I vaccini sono presenti in questa farmacia? Al momento non sono disponibili, tante farmacie hanno dato la disponibilità, però ad oggi ancora non sono presenti. Da oggi doveva essere possibile per i trevigiani ricevere il vaccino nelle farmacie della Marca, così non è. Lo si può constatare anche nel sito di prenotazione dei vaccini Covid-19 della Regione del Veneto, dove sono presenti tutte le farmacie delle province venete, mancano invece quelle di Verona e Treviso. Stiamo partendo, diciamo in ritardo di 2 settimane, comunque lunedì partiamo. Il servizio farmaceutico territoriale ha sostanzialmente preso le adesioni di farmacie, si sono raccordate con i vari farmacisti. Adesso stiamo attendendo che l'azienda Zero ci dia il link di aggancio. Le farmacie trevigiane che hanno conseguito la necessaria formazione e sono state quindi abilitate sono 75, 8 apriranno a breve. Partiranno il giorno 12, lunedì 12 luglio, 8 farmacie, quindi partiranno subito. E il resto delle farmacie, cioè che complessivamente sono 75 nella Marca, partiranno i primi di settembre. La rete delle farmacie è molto capillare sul territorio, sono una presenza di riferimento diffusa anche in molti piccoli paesi. In questi presidi di prossimità si potranno vaccinare persone under ed over 60 anni. Perché noi daremo alle farmacie Moderna per tutti quelli che sono sotto i 60 anni e poi daremo ovviamente Johnson & Johnson per quelli over 60 che ancora non si sono vaccinati. L'accordo nazionale esclude dalla vaccinazione in farmacia i soggetti estremamente vulnerabili o con un'anamnesi positiva di pregressa reazione allergica grave.